Buongiorno, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. La conferenza delle regioni presieduta da Massimiliano Fedriga torna a riunirsi per la definizione puntuale delle proposte da presentare al governo relativamente al decreto anti-Covid, con i nuovi parametri di rischio per le regioni e con la disciplina del Green Pass. Il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. I presidenti di regione hanno dato il via libera all'obbligo di Green Pass per i luoghi a rischio assembramento, obbligo che dovrebbe scattare da lunedì 26 luglio dopo l'approvazione del decreto domani da parte del CDM. La certificazione verde servirà per spettacoli, viaggi, sport. Resta ancora da sciogliere il nodo dei ristoranti al chiuso. Tra le ipotesi, quella di permettere l'accesso a chi ha ricevuto anche una sola dose del vaccino o ha effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. A fronte della risalita dei contagi, con la variante Delta che corre, il governo è orientato alla prudenza. La logica è quella di consentire l'accesso ai luoghi affollati solo a chi è immunizzato, ha un tampone negativo o è guarito dal Covid. L'andamento della campagna di vaccinazione consente di aggiornare gli indicatori a cui si legano l'assegnazione dei colori alle diverse zone e le conseguenti misure di restrizione, ha dichiarato ieri Massimiliano Fedriga al termine della conferenza delle regioni, indicando un'interlocuzione ancora aperta con il governo. Intanto si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, non si esclude una estensione fino a tutto il mese di dicembre. Chiederemo agli specializzandi che hanno preso parte alla campagna vaccinale di andare a convincere le persone che la vaccinazione è l'unica vera strada per uscire dalla pandemia, perché dove finisce la libertà di uno non comincia la libertà dell'altro. Siamo tutti chiamati a un atto di responsabilità. Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, incontrando oggi a Trieste, in una cerimonia di ringraziamento, una delegazione di specializzandi impegnati nella campagna vaccinale negli hub dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. In totale, ha spiegato il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, sono 280 gli specializzandi impegnati nella campagna. Sul fronte dell'occupazione arrivano buoni segnali dall'osservatorio regionale. Nei primi 5 mesi dell'anno il saldo positivo è di oltre 21.000 unità. Bene costruzioni e manifattura, arrancano alberghi e ristoranti, cuochi, camerieri ed operai specializzati sono le figure più ricercate. Il servizio di Daniele Micheluz. Sono più che confortanti i dati sull'occupazione in Friuli Venezia Giulia forniti dal report dell'Osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro per il periodo maggio-luglio di quest'anno. Se nel 2020 la regione ha tenuto, attestandosi ai vertici nazionali con più 2.000 occupati rispetto al 2019, anche l'avvio del 2021 ha confermato il trend. Nei primi 5 mesi dell'anno le attivazioni dei rapporti di lavoro sono state nel complesso 80.466 contro le 58.633 cessazioni, con un saldo positivo pari a oltre 21.800 unità. Il recupero rispetto al periodo pre-pandemia, secondo il report, sarà graduale ma deciso. Già nel solo mese di maggio, infatti, le assunzioni sono in aumento anche rispetto al 2019, più 6%. L'analisi dell'osservatorio regionale evidenzia come la ripresa delle assunzioni riguardi tanto i maschi, più 28%, quanto le femmine, più 31%, con una crescita relativamente più forte per le fasce più giovani, più 43% per i 15-24 anni e più 32% per i 25-34 anni. L'incremento riguarda soprattutto il contratto di somministrazione di lavoro, più 54%, e il lavoro temporaneo, più 32%. Guardando i settori di attività economica sono in forte ripresa le costruzioni, più 52%, l'istruzione, più 75% e la manifattura, più 39%. Il settore alberghi e ristoranti, più 27% rispetto al 2020, ma meno 41% rispetto al 2019, è ancora sottodimensionato rispetto al periodo pre-pandemia, mentre migliori segnali arrivano dal terziario. Le figure più richieste in questo periodo riguardano cuochi, camerieri e altre professioni in campo turistico, con circa 2.500 richieste, e gli operai specializzati della metalmeccanica e dell'elettromeccanica, circa 1.500. Allarmi a Gorizia per una persona sospetta, aveva armi e strumenti atti allo scasso.
La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino straniero pregiudicato. Nel pomeriggio di ieri la presenza dell'uomo vicino ad alcuni negozi di via Trieste è stata segnalata al 112. Il personale della squadra volante lo ha identificato. Si tratta di un cittadino ungherese di 58 anni già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. È stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico lungo 15 centimetri e di vari arnesi per lo scasso. Il comitato Salvalago di Cavazzo lancia l'allarme sullo stato di salute del bacino idrico. 2 anni fa fu promulgata la legge regionale per proteggerlo, ma da allora, denunciano i comitati, nulla è cambiato. Barazzutti, 2 anni fa esce la legge regionale sul lago di Cavazzo, sulla necessità di portarlo allo stato naturalistico originale, ma dopo 2 anni non è cambiato niente. Sì, ma quella legge diceva qualcosa di più, stabiliva i criteri, ma che significa non solo ripristinare la naturalità e la fruibilità anche turistica, ma diceva una legge precedente, di cui questa è emanazione anche, cioè il piano regionale di tutela delle acque, che va studiata la fattibilità di una condotta bypass che catturi le acque di scarico della centrale di Somplago e le porti a valle del lago, bypassandolo. Non è stato fatto niente. Allora noi facciamo un appello, un invito, una preghiera, una richiesta a tutte le istituzioni del Friuli. Noi vogliamo che torni bello, pescosissimo, con acque tiepide, in cui la mia generazione, tutta l'estate da maggio a ottobre, le vacanze le trascorreva laggiù, a pesca, bagni e sulle barche dei pescatori. Per far questo cosa significa? O una condotta in tubatura appoggiata sul fondo del lago, o una galleria che prenda lo scarico alla centrale e lo porti giù a valle del lago, tonificando quindi le portate del tagliamento. I lavori straordinari di sistemazione delle palestre Benedetti e Cernitz saranno presi in carico dalla pallacanestro Laipac, una situazione inusuale per il comune di Udine che ha accettato l'offerta della società sportiva. Saranno molto estesi i lavori che toccheranno i 2 impianti sportivi udinesi in gestione alla pallacanestro Laipacco, ma con sorpresa dell'amministrazione comunale a cui sarebbe toccata la spesa, la società sportiva ha dato la disponibilità di coprire economicamente il costo delle opere. Una soluzione accettata di buon grado dall'assessore Falcone. Attualmente tutte le strutture in concessione, le manutenzioni straordinarie sono a capo del Comune. In questo caso ci richiede di farsene carico l'associazione. Per quanto riguarda il Cernic, andremo a lavorare, la richiesta è per andare a sostituire la porta d'ingresso, alcune porte all'interno della struttura, quindi sia degli spogliatoi, magazzini e quant'altro. Per quanto riguarda invece la richiesta che ci è stata fatta per il Benedetti, è attinente a tutta la parte legata ai servizi igienici, sia della parte per gli atleti, quindi riguardante gli spogliatoi, sia la parte relativa alla zona del pubblico, quindi ai fruitori dell'impianto. Il corso di tecnico superiore per la gestione e verifica di impianti energetici proposto dal MIZ di Udine ha ottenuto un importante riconoscimento. Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati ha precisato che gli studenti in possesso di questo titolo potranno essere ammessi direttamente all'esame di Stato senza praticantato. Ne abbiamo parlato con la direttrice del MIZ, Esther Iannis. Un importante riconoscimento arriva per un corso ITS dai collegi dei geometri di Udine e Pordenone, peraltro con un avallo a livello nazionale. Di cosa si tratta? Si tratta del corso post diploma biennale tecnico superiore nell'ambito dell'efficienza sostenibile. Parliamo di un corso quindi che va a formare un tecnico superiore nell'ambito della gestione e verifica degli impianti energetici. Il riconoscimento dice fondamentalmente che
Due collegi, Udine e Pordenone, geometri e geometri laureati, sostengono il nostro corso, ne comprendono e valorizzano l'attualità e soprattutto rifacendosi ad una delibera del Consiglio nazionale, riconosceranno ai tecnici superiori che hanno conseguito il titolo di quinto livello EQF la possibilità di accedere direttamente agli esami per l'abilitazione all'esercizio della libera professione senza iscrizione al praticantato. I temi dell'ambiente sono estremamente attuali, ma sono molto sentiti dalle aziende che in questo momento, dovendo affrontare, guardando anche ai fondi che arrivano dall'Europa, tutti i temi della riduzione della CO2, non trovano però nell'ambito del mercato del lavoro delle competenze specifiche. Per le iscrizioni? Per le iscrizioni sicuramente noi abbiamo previsto 2 sessioni, soprattutto a settembre, con la possibilità di contattarci per approfondimento e ulteriori informazioni. È una delle rare Madonne vestite conservate in Friuli dopo l'abbandono di questo tipo di statua, considerata pericolosa per il rischio di incendi tra abiti e candele devozionali. Si conserva nella chiesa di Chiopris e nella terza domenica di settembre, da ormai 260 anni, viene portata in processione per le strade del paese. A raccontarci questa storia è la sagrestana. Questa Madonna ha una storia che è stata... un artista ha visto il volto di questa Madonna, il volto della sofferenza, proprio del dolore, perché gli hanno ucciso il figlio. È stato un giorno che era andato a un funerale e ha visto una mamma che piangeva la morte del figlio o della figlia. E ha fatto questa Madonna col volto di quella signora che era addolorata. Allora noi da quella volta festeggiamo la terza domenica di settembre la Madonna Addolorata con una grande processione. Penso che sia l'unica così grande perché sono tutti vestiti, abbiamo gli angioletti, abbiamo i paggetti, tutti i portatori la portano a spalla perché non vogliono assolutamente buttare giù la tradizione di questa Madonna e noi ci teniamo tanto, ecco. È tutta vestita di nero, se lei lo osserva veramente ha il suo volto è di dolore. La chiesa dove è custodita questa Madonna, a chi è dedicata? A San Michele Arcangelo. Noi abbiamo a Visconne anche, siamo Chiopris Visconne, no? Anni e anni addietro era lì la pieve una volta, poi l'hanno spostata qui perché questa è la chiesa più grande, la chiesa madre, ecco. Ecco, una chiesa molto ricca? Sì, molto ben vestita, ha tanto valore. Tutti quelli che vengono qui, che sono diversi preti che vengono sempre, tutti rimangono incantati a vedere questa chiesa. Comincia con una sconfitta l'avventura azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella notte la nazionale italiana di softball ha affrontato le quotate avversarie degli Stati Uniti, venendo sconfitta per 2-0. In campo con le campionesse d'Europa l'intera delegazione friulana, Marta Gasparotto, Andrea Howard, Emily Carosone, coach Pizzolini. Prossimo appuntamento domani mattina contro l'Australia. Sarà necessaria una vittoria per continuare a sperare in una medaglia. Ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento sempre in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.